Cortina 2021 lascerà una testimonianza televisiva al pari di quella delle Olimpiadi del 1956. Allora non c'erano i mezzi, oggi c'è la pandemia e i mondiali di sci sono il primo e finora unico evento sportivo che si svolgerà senza pubblico. Non avevamo alternative, ma siamo certi dell'attenzione che ci verrà riservata, ha affermato stamattina Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, durante la conferenza stampa a 10 giorni dall'avvio dello show. Quello che possiamo dire è che forse ci ha anche aiutato a dimostrare che eravamo i candidati giusti per queste grandi Olimpiadi, è stato proprio il gioco di squadra, un evento che io mi auguro abbia come lascito soprattutto la cultura delle generazioni nuove che porteranno avanti questo esempio. È l'Italia che vince quando fa sistema, 95 milioni l'investimento necessario per garantire nei tempi le opere necessarie, accompagnare l'evento e lasciare un'importante eredità. Quello che noi andremo a costruire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà la costruzione del sogno, che è il sogno olimpico, attraverso la realizzazione di opere come quella del curling, ad esempio, o il collegamento intervallivo, che è un'opera importantissima. Cortina, diciamo, sarà un esempio per far vedere come anche durante la pandemia si può realizzare un evento così importante. Una manifestazione nuova, sarà tutto virtuale, e qui anche ringraziamento a tutti i media partner, coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo Virtual Media Center. Sarà virtuale, ma saremo comunque presenti. 13 gare, 700 atleti, 500 persone al lavoro sulle piste per offrire la migliore accoglienza tecnica. Cortina è una grande cartolina, quindi penso che già questo darà un valore aggiunto a questo mondiale. Abbiamo una grande squadra femminile in questo momento che sta dettando legge su tutto quello che sono le competizioni di Coppa del Mondo. Forse nel settore maschile è un momento un po' di difficoltà. Sul fronte della pandemia, rigidissimo il protocollo sanitario. Cortina per 2 settimane sarà in una bolla gialla. C'è un sistema a pass gialli, pass rossi per quanto riguarda le differenti zone, con degli orari ben contingentati, e devo dire ci sarà un rafforzamento degli autobus locali che saranno gratuiti.